Radio Palazzo dice che stavolta sarà la volta buona, quella dell'annuncio ufficiale corale da parte dei tre leader nazionali. L'investitura del candidato presidente del centrodestra è quanto mai questione di ore. Gli stessi colonnelli veneti di Fratelli d'Italia, Forza Italia, Lega lo aspettano a metà giornata attraverso la diffusione di una nota congiunta di Giorgia Meloni, Antonio Tajani, Matteo Salvini. E questo in un venerdì che sarà già segnato dalle proteste per la flottiglia, tra manifestazioni, cortei, sit-in, massime misure di sicurezza da Venezia a Padova, anche questo tema di campagna elettorale. Al momento le bocche sono cucite o quasi, gli equilibri delicati e fragili, una cristalleria insomma dove non sono più ammessi passi falsi, anche perché la consapevolezza, anche ai piani alti, è che lo stesso elettorato di centrodestra sia stanco di un dibattito interno durato troppo a lungo, molto tattico e poco pragmatico, anche perché i temi dalla sanità alle infrastrutture non mancano. Quindi, fra poche ore, Giovanni Manildo, l'avvocato trevigiano capace di vincere su Giancarlo Gentilini, potrebbe avere il suo sfidante con Alberto Stefani, segretario veneto del Carroccio, dato in pole position e lanciato di fatto dallo stesso Salvini a Pontida. Colpi di scena non sono esclusi, ma a questo punto potrebbero scatenare il caos, non solo nell'alleanza a livello regionale.